A nome di tutto il personale appartenente alle associazioni d'Arma qui rappresentate e dei loro presidenti nazionali, porgo a tutti il più caloroso benvenuto e un sentito ringraziamento per essere intervenuti alla cerimonia dell'Alza Bandiera. Con questo solenne momento viene inaugurato il quinto raduno di Assoarma, nel ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale, della vittoria e del completamento dell'epopea risorgimentale con la riunificazione all'Italia delle città di Trento e Trieste. In particolare, un sentito ringraziamento va alle autorità intervenute e all'amministrazione della città della Vittoria che oggi ci ospita. È già presente in piazza il picchetto del Reggimento Genova Cavalleria IV. La cerimonia dell'alza o ammaina bandiera ricorda a tutti i militari un momento fondamentale, in quanto unisce tutti i partecipanti in una sincera condivisione di intenti, ma soprattutto perché in servizio lontano dalla patria, essa rappresenta il legame con le persone care, con la nazione lontana. La bandiera rappresenta il simbolo più alto dell'appartenenza a una comunità. Essa incarna il legame con le generazioni passate e con quelle che devono ancora nascere. Memoria e speranza che si uniscono in un simbolo che tutto rappresenta. Senza memoria e speranza si crea un distacco dalla propria storia, dal proprio passato, dalle proprie radici e se ciò avviene, viene meno anche la fiducia nel futuro, la certezza di essere in grado di superare qualsiasi difficoltà. Ecco perché l'alza e ammaina bandiera rappresentano sia l'inizio sia la fine di un raduno come il quinto di Assoarma. Un gesto simbolico di unità e fraternità che si rinnova nella consapevolezza di generosità e piena disponibilità alla comunità nazionale di cui le forze armate sono a servizio e a difesa. Si dà ora inizio alla cerimonia dell'alza bandiera. Personale a posto. Schieramento attenti, presentat, lanciate. Alza bandiera. Portat, lanciate. Schieramento, riposo. Ha ora luogo la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre. Il monumento ai caduti, che sorge tra i pennoni dove sono state appena innalzate le bandiere nazionali, reca inciso alla base il motto della città: Victoria Nobis Vita. Opera dello scultore Augusto Murer di Falcade e dell'architetto Franco Posocco,
è stato inaugurato nel 1968 dal Capo dello Stato, Giuseppe Saragat, in occasione del cinquantenario della vittoria. Il generale Buscemi, presidente di Assoarma, accompagnato dal signor sindaco di Vittorio Veneto e dal presidente del comitato del quinto raduno di Assoarma, depone una corona al monumento in memoria e onore dei caduti. Personale a posto, corona a posto. Schieramento, attenti, presentat, lancio. Onore ai caduti. Preghiera ai caduti. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari, caduti nell'adempimento del loro dovere sui mari, in terra e nei cieli. Per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore che li animarono nel servire la patria, dona a loro la vita eterna, a noi il conforto, all'Italia e al mondo la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà alle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia. Amen. Portat, lancio. Schieramento, riposo. La cerimonia dell'alzabandiera e di deposizione di una corona ai caduti sono terminate. Il picchetto del reggimento Genova Cavalleria IV lascia ora il luogo della cerimonia. Picchetto, attenti, braccia, lancio. A destra, fronte. Avanti, vai.
Vogliamo ancora ringraziarvi per aver partecipato a questa significativa cerimonia. In particolare un ringraziamento va alla provincia che ha voluto essere presente con noi questa mattina e l'Istituto Superiore Gramsci Keynes di Prato, giovani tra i giovani, hanno voluto condividere con noi questo alzabandiera in memoria dei caduti. Le attività del quinto raduno di Assoarma continuano come da programma. Grazie ancora per essere stati con noi.